presto discorso più sbagliati. Come cosa si fa? Dice l'antico. Ma l'uomo se la mangia. E stiate? Ma ora va rispondere, caro amico. Ah, bene. Mossa a mano di suo frate. Ma perché mossa? Perché era più nego! Che c'entra la vita? Che mi ingucchiate? A mosse, perché era un vero beccafico. Se derabbe io, quando Caino cominciava a caricare sorbe e mi spuntava il primo cricchimento. Avanti! Sentiamo! Che facevano, Tondino? Ah! Ci ha mescava un coppo di revolver che il temponente faceva bella dentro. Dite quanto pompilo di femmina! Bravo! Tu palatini, che su tu pileri, per causanza di la bella Angelica, sono diventati tu nemici feri. Eccoli in campo! In campo! Eccoli in campo! Uno contro l'altro che cercano mangiare sepellopi! Ah! Diavi quasi ziglionna che combattono! Oh! Non è cosa d'opera dei povi! Chissà che vi racconto che vera storia scritta sopra dei fatti naturali da un cappuccino che campava all'epoca e vitti uno di tutto, tali e quali. Orlando a un certo punto era stanchissimo. Mentre Leonardo ancora ci agguantava per la scagione che senno, che sengolo, faceva meno sforzo. Io non sudavo. Bravo! Ma quello con la lingua era un santissimo diavolo che cercava d'avvilirlo dicendoci: Com'è che vi giustifichi sì bene? Io ne vinnero, dimmillo! E pare che non saccio mulufausu, che si lo pate eterno dei spadazza, che ci venisse a tutte le tue femmine, anche la stuppa delle matarazza? Ti pare che non saccio, nasi temmero, quando che passarono sotto il tuo paese, che ci assortassi uno appresso all'altro, a chiudi 700 maganzesi? Ti pare che non saccio che coi piccioli che ti trovassi dentro il saccappano ti fabbricassi il tanto splendidissimo castello antico di Montarbano? Intanto furriò la spada all'aria e tese un corpo da così tremendi che se Renardo non faceva un sabato era perduto irremissibilmente. Bravo! Bravo! Quello però si piglia la rivincita e ci dice: va bene. Se mi ha saputo fare tanti piccioli, segno che tengo morta abilità. Mentre tu, con tutto che sei potentissimo, parente dello stesso imperatore, sei ridotto a per scause, peggio di intendo muratore. Ma tagliato lo specchio, gran ridicolo. Vedi di questo tuo nasone storto? Aveva ragione la leggenda Angelica, capito? Non senti, non già sporco. Aspetta, che se mi abbassa l'armo con un solo corpo della mia fu sberta da pareggiarti questa tua proboscide. Così dicendo si inquartò la sberta, feci girare l'arma come un immolo e quando s'adunò che il solo vento che produceva arrifrescava l'aria, feci calare lesto il suo fendento. Orlando arrivisciò a pararlo subito, che avendo untiso pria la friscanzana, s'aveva quartiato e in modo energico aveva alzata la sua ciullentana. E quando s'adunò che nello scendere la spada di Renardo aveva azzeccato dentro il terreno e non poteva nascere, disse:
Utendi Dio sacramentato! Ecco arrivata l'ora tua prenobisi! Rinaldo, ti puoi fare il tuo tabuto! E con un corpo di spadancia in supera lo butta al suolo, quasi per Vili. visti quello nel suo sirsi come se faragnato soriano. T'arricanuscio. Chi se la tua metà? Quella di ferire il tuo nemico mentre non aveva la spada in mano. Arrifardissimo, potente vili e figlio di Baggiano. Non foste tu che ci faciste lo trainato del monte sotto la fontana? Prenditi la distanza e se sei abile vieni ci facci faccia pugno a pugno, che da riduce sta faccia gialla e tappiata peggio di un cotogno. Bravo! Sì! Spavaldoso che tu sei! Che replica Orlando Paladino! Eccomi guane! Ti voglio fare tastare il mio terribile brando e la forza di codeste mane! E nel contempo tutte e due s'arrassano, pigliano fiato e con le quattro braccia sollevano le spade sopra i crani e ognuno si parte in atto di minaccia. Succede l'urto! I due spade si incrociano, satano l'albi suoi e presto rotti e cadono storditi ambo all'unisono per se cadono per 7 giorni interi.